Buon pomeriggio! C'è tanto, Da dove sta uscendo? devi non sbagliare. Avanti, io vedo che si può. Ah, Allora, qui una volta ci dormiva, quello che io non si faceva. era importantissimo, vero? Sì, sì, si stava fresco, sacco da pezzo. E che sono Castello Bianco. E noi ci troviamo nel cuore di Gangi. Sì, Guardate che meraviglia! Dove ci troviamo qua per ora? ho per vedere. Che spettacolo! Chiamato passatore. E guardate il Belvedere, davvero mai nome più azzeccato. Ci parli un po' di lei, della sua vita. Io la vita è stata scarsa perché ha aiutato male le cose. Lei che lavoro ha fatto da piccolo? Cosa faceva? Campagna, facevo fattorino, portavo Gesù bambino a casa, lavoro nella chiesa, faccio il sacristano, porta lettere, pure. E chiunque verrà a Gangi per tutto il mese di agosto la troverà, potrà Sì, vederla, sì. farsi una foto con lei. Questa la sedia è fatta mia, questa è la tagliaio io, che sono i canne, e poi tutte le cestine. C'è anche le fornice che la perla. I stavole, compreso le chitarrate, la portoncina, per mettere a capo comune, oppure una può mettere. Chi sa per pamolare, chi sa monate, Come si chiama lei? se si vuole Rosario, Signor Rosario. detto Sardozzo, Detto? Sardozzo, Sariddozzo. sì, Prima parlavamo di panorami. Sì. Ci affacciamo a questo panorama? sì, amone, Affacciamoci. Ma quanto è bello questo panorama? assai. Io quante cose si vedono, c'è il panorama dall'altra parte pure, Quanto ama lei Gangi, questo paese? assai, se no non ci posso. Cosa si prova quando affaccia da qua? È bella aria che c'è. Poi qua ci facciamo per esempio vivendo, pure qua sotto. Frattempo per vivere in Assisi. I giovani di oggi fanno tanti sacrifici come lei? No, no, non è che non lo fanno. Perché ci fanno sempre piccare i soldi. Tanto per cominciare. Ci si deve fare mattonate, avere la pazienza, tante cose. Ci dica un po', venire a Gangi, perché? Perché è bello, tante chiese. Vi aspettiamo a Gancia, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci e buonanotte.